Dovrebbero esaurirsi intorno alle 21 gli ultimi focolai del rogo di Crocetta del Montello, che ha interessato 4.200 metri quadrati della AM Tecnostampi in via degli Artigiani, nella frazione di Nogaré. Questa è la previsione dei vigili del fuoco, impegnati con 15 mezzi e 60 uomini dalle 10 di ieri nell'intervento, oggi dal comando di Treviso e di Belluno. Spenti i focolai, quindi appena le condizioni lo renderanno possibile, avverrà il primo sopralluogo con carabinieri, polizia giudiziaria e squadre di vigili del fuoco per capire le ragioni del rogo. Al momento l'ipotesi dei pompieri è che si tratti di un probabile incendio accidentale partito dal tetto dove erano installati i pannelli fotovoltaici piuttosto datati, in questi giorni in manutenzione. E sempre questa mattina recuperati e messi in sicurezza i pannelli fotovoltaici ancora funzionanti e non interessati dalle fiamme, con la polizia giudiziaria che ha autorizzato nel frattempo il recupero da parte dei pompieri degli stampi presenti nel magazzino per continuare la produzione di componenti per scarponi da sci. Nel frattempo i primi, seppur parziali, esiti dei campioni dell'area ambiente effettuati dall'ARPAV non evidenziano situazioni di criticità ambientale. Nelle prossime ore, sempre da ARPAV, si attendono anche gli esiti dei campioni di vegetali coltivati in prossimità del rogo. Disperata la famiglia Zanetti di Conegliano, che quantifica i danni in diverse decine di milioni di euro, famiglia proprietaria della Valmec di Moriago, interessata l'anno scorso a luglio da un altro incendio.